Buonasera a tutti e benvenuti a questa conferenza del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Vedo che sono un po' rumorosi questi della Giustina, quindi comunque adesso naturalmente sentirete la conferenza, quindi penso che starete zitti, perché sennò vi mettiamo tutti in castigo. E allora il circolo naturalmente è ben felice di vedere quest'aula, questa diciamo biblioteca piena per questa conferenza, che evidentemente suscita grande interesse, anche perché siete una famiglia molto numerosa. E naturalmente la nostra socia Carla Pizzol vi racconterà un po' di questa genealogia della Giustina. Voglio avvisarvi solamente che la prossima conferenza, quella di novembre, sarà quella di Gobbato, del nostro socio Gobbato, che parlerà appunto dei Pigatti, questa famiglia che è venuta da Mason Vicentino e si è poi stabilita a Colle Umberto. Quindi anche qua vediamo i passaggi delle famiglie da una zona all'altra. Famiglia molto importante anche quella, e quindi non credo però che ci sono ancora superstiti. Sì? Superstiti e parenti. Superstiti e parenti, quindi speriamo di avere nuovamente questa biblioteca piena per assistere anche a quella conferenza. Io naturalmente vi ringrazio tutti e do la parola alla Carla Pizzol. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per la presenza. Innanzitutto desidero spiegare il motivo che mi ha spinto ad intraprendere questa ricerca. Mia madre è una della Giustina, proprio del ramo dei Bortoli, che tradizionalmente viene collegato ai mulini di Longhere, e così purtroppo tardivamente è scattato in me l'interesse di conoscere questi miei antenati. Ho cercato perciò di risalire alle origini della famiglia della Giustina, concentrandomi comunque sul ramo appunto dei Bortoli, e di raccogliere notizie sui mulini alle fosse. Si potrebbe pensare che il termine fosse sia spregiativo, sinonimo di luogo basso da evitare. Invece i miei ricordi, legati a quando bambina facevo visita alla nonna materna che abitava lì, sono di un luogo ameno, quasi idilliaco, che naturalmente ora è completamente trasformato. E con la mente rivedo ancora il sentiero lungo il torrente Sora, poi il Troi lungo il ruscello, l'arrivo alle fosse, la corte lastricata con le case affrescate, luogo che allora era divenuto povero, ma sicuramente aveva un passato importante. Appena fuori dalla corte, chiusa su due lati da begli archi, c'erano la fontanella di acqua sorgiva dalla quale mia nonna Toneta attingeva l'acqua. Poi c'era la rosta, il mulino che era appartenuto ai miei antenati, e ancora più in alto la stua con il muraglione, camminando sul quale io provavo tanta paura da bambina. Immagino comunque che molti dei presenti condividano affettuosamente questi miei ricordi. Molte erano le strade, per meglio dire i sentieri, che passavano di lì, e diverse le fontanelle sorgive. Sicuramente in tempi antichi quella era una zona di passaggio obbligato per quanti transitavano e trasportavano merci. Desidero proprio ribadire che Longhere e proprio le fosse erano anticamente un punto strategico di passaggio, prezioso anche per l'abbondanza di sorgenti. Prima di entrare nel vivo dell'argomento della Giustina, devo precisare un'altra cosa. Parlare di questa famiglia in maniera esaustiva è, a mio avviso, impossibile. Le origini infatti sono molto antiche e questo comporta difficoltà nel reperire sufficienti documenti, molti dei quali sono andati perduti.
Inoltre parliamo di una famiglia prolifica e conseguentemente si sono formati molti rami, con l'impossibilità di ricostruire un quadro davvero completo. Ad ogni modo ho pensato, per così dire, di rompere il ghiaccio, sperando che in seguito, e magari anche a più mani, questo grande puzzle si arricchisca, considerando anche che possono emergere nuovi documenti, a volte impensabili, specialmente dopo che si è cominciato a smuovere, per così dire, un argomento. Il nome della Giustina compare per la prima volta nel 1526, ma nei documenti veniva usato anche semplicemente l'appellativo de Longhere, anche successivamente al 1526, ma soprattutto in precedenza. E questo ci permette di andare indietro nel tempo, anche se ad un certo punto dobbiamo accontentarci, almeno per il momento, di ipotesi. Dunque, il punto fermo e certo da cui partire è un documento del 1518-19, secondo il quale Francesco, Antoniol, Andrea e Bartolomeo, eccoli qui, germani e consorti di Longhere, tenevano in affitto terre del vescovo di Celeda. Quindi si parla di cugini in fratella, cioè che gestivano i beni in comune. In realtà non sappiamo se erano proprio tutti cugini tra loro oppure se si trattava magari di due coppie di fratelli. Documenti più antichi ci rivelano che a Longhere è vissuto nella seconda metà del 400 un Giacomo Magister Carpentario, ovvero era maestro costruttore di carri. All'epoca erano come per noi le automobili, i carri. Egli era figlio di Antonio Magister Tornatoris, ovvero era maestro tornitore, lavorava in legno con il tornio, magari, per quello che sappiamo, preparava ruote e altri pezzi di ricambio per i carri. Professioni che ribadiscono l'importanza di Longhere a quel tempo per quanto riguardava il transito di gente, di carri e di merci. Ricordiamo che proprio in quella zona, vicino alle fosse, presso l'antica chiesa di San Pietro di Longhere, veniva riscossa la muda della via di Lago. Sappiamo inoltre dai documenti che questo Giacomo Carpentario aveva avuto almeno un figlio, Nicodemo, ma probabilmente anche Donatello era suo figlio. Ritengo che questi comunque siano gli antenati dei nostri consorti e germani, anche se per ora è solo un'ipotesi. Il dato certo comunque è la presenza a Longhere nel 1518 di questi Francesco, Antoniol, Andrea e Bartolomeo in fraterna compagnia. Documenti alla mano siamo in grado di affermare che da Antoniol discendono i Tonioli, da Andrea, che veniva definito delegato, discendono i Dedea. Infatti delegato, delega, Dedea è un cognome che è stato presente fino a, penso, a poco tempo fa ancora, insomma, Longhere non solo. Mentre di Francesco si perdono le notizie. Per quanto riguarda invece Bartolomeo, Bortolo, possiamo dire con certezza che da lui discenderanno i della Giustina. Perché tale denominazione? La mia ipotesi, che comunque ritengo fondata, è che Bortolo abbia sposato una certa Giustina, donna degna di essere ricordata, forse perché aveva portato magari una ricca dote, o perché era dotata di un certo carisma, o magari era una forestiera, nel senso che non era di Longhere. Comunque nei documenti del tempo non ho trovato donne con quel nome, mentre esso compare di frequente nelle generazioni successive. Sta di fatto che i discendenti di Bortolo, almeno dal 1526, verranno detti della Giustina, e questo è un dato certo. Sono 4 fratelli, Simone, Andrea, Nicola e Giovanni, e per motivi di spazio e per fare chiarezza dobbiamo prenderli separatamente, anche perché si tratta dei primi rami della Giustina. Intanto possiamo dire che di Nicola si trovano scarse notizie,
Ciò non vuol dire per forza che la discendenza si sia fermata, semplicemente c'è la possibilità che qualcuno si sia trasferito altrove, anche lontano. Carla, alza la voce. Più vicino. Parlerò più forte, va bene? Avvicino. Questa è la discendenza, va bene? Questa è la discendenza di Simone. Anche di Domenico mancano documenti. Potrebbe essere morto presto senza eredi, ma pure lui può essere andato via da Longhere. Dai matrimoni infatti si vede che c'era movimento di persone e collegamento specialmente con l'Alpago. Per esempio Pietro, questo, che non ha poi avuto discendenza, nel 1614 ha sposato Paola Bortoluzzi di Tignes di Alpago. Anche successivamente comunque riscontreremo diversi matrimoni tra i Della Giustina e persone dell'Alpago. Da Bortolo discendono, questo Bortolo qui in questo caso, discendono invece Simonetto, Bartolamio, in questo caso viene detto mio, non Bortolo ma mio, e poi vediamo che appunto questo è un primo ramo dei Della Giustina. Questo invece è il ramo di Andrea, ha avuto due figli, Lorenzo e Giacomo. Da Andrea discendono i rami dei Faon, dei Martinuz e dei Meneguz. Martinuz perché vediamo che c'è questo Lorenzo di Martino e perciò Lorenzo Martinuz. Qui c'è un Lorenzo di Domenico, Menego, cioè Lorenzo Meneguz. Tra i figli di Menego troviamo il padre eremita Giuseppe. Egli è il primo sacerdote della famiglia della Giustina e possiamo dire che furono pochissimi coloro che scelsero la via del sacerdozio. A differenza di molte altre famiglie del tempo che avviavano alla carriera ecclesiastica molti figli e figlie per non dover suddividere il patrimonio e per risparmiare sulle doti, nel caso di Della Giustina tale scelta è stata rara. Eppure non stiamo parlando di una famiglia in ristrettezze economiche, attestando i documenti patrimoni consistenti. Possiamo quindi dedurre che quei pochi abbiano avuto una vera vocazione. L'eremita Giuseppe, al secolo Giovanni, viveva nell'eremo di San Zorzi de Dollada, nel Bellunese, credo sia in Alpago. L'altro figlio di Andrea, Giacomo, ha dato origine al ramo dei Faon, che sarà presente fino anche a fine 800. All'inizio veniva detto Favon o Faron, la lettura è incerta. Possiamo mettere in luce che il suo primogenito Andrea è vissuto la bellezza di 106 anni. Nel documento di morte non viene precisato Faon, ma non sempre veniva specificato il soprannome, creando per noi ulteriore confusione nella ricerca. Ecco qui, ecco questo è il documento della morte di Andrea Faon del 1677. Morse d'anni 106. Sì. Queste sono le prime suddivisioni in rami della famiglia della Giustina. In seguito compaiono anche i Sartor, i Menegon e altri, e poi i Pridotti, con le loro varie suddivisioni. Per quanto riguarda la presente ricerca, infatti, tra i 4 figli del capostipite Bortolo, quello che interessa di più è Giovanni, perché da lui discende il ramo dei Pridotti. Intanto possiamo notare come diventi ricorrente il nome Giustina tra le discendenti di Bortolo. Quindi Giustina è qui, Giustina è qui e Giustina è qui. Quindi se l'ipotesi è giusta, questa avrebbe preso il nome dalla nonna e questa dalla bisnonna e ogni generazione per un po' ha avuto una sua Giustina. Possiamo
tutta l'eredità di Giovanni si è venuta a concentrare nelle mani di Taddeo, che sarà l'unico ad avere discendenza maschile, ed è proprio da Taddeo che prendono origine i Bridotti. Vediamo subito il perché. Intanto questo è il documento di battesimo di Taddeo, 1587. Allora dice da Bastiano della Giustina, Sebastiano infatti era il padre, e donna Zuanna sua moglie, e questo è stato battezzato, questo Taddeo. Nel 1609 questo Taddeo ha sposato Brigida, figlia di Paolo Quondam Nardi della Catin di Ceneda, e questa è la registrazione della dote. Brigida era chiamata anche Brida, e alla morte del marito, avvenuta a soli 42 anni nel 1629, si è trovata a crescere da sola 5 figli in tenera età, gestendo con energia un cospicuo capitale. Donna Brida è morta nel 1655 e senza dubbio è stata una donna forte e carismatica, tanto che i suoi figli furono detti i Bridotti. Si tratta di due fratelli, parlo dei maschi, due fratelli, Bastian e Daniel, che però daranno origine a loro volta ad altri rami, tra cui troveremo anche i Bortoi. Questo è il battesimo del figlio Daniele nel 1622. Bastian era nato in precedenza, ma non si trova il documento del battesimo. Comunque da Taddeo, della Giustina, e donna Brigida è stato messo nome Daniele. Questo invece è il battesimo della figlia Giovanna nel 1625, Taddeo della Giustina e donna Brida, il nome Giovanna. Questa è la morte di Taddeo nel 1629, Taddeo della Giustina è morto. E questa è la registrazione, come veniva registrata donna Brida nell'estimo di Longhere. Donna Breda. E questo è il documento della morte della Brigida Breda nel 1655. Curioso perché è passato un po' di tempo dalla morte del marito e il parroco che ha registrato la morte non si ricordava il nome del marito, quindi è rimasto il buco. Donna Breda, vedova del Quondam, e c'è rimasto il buco. Dunque i due figli maschi della Brida sono Bastiano e Daniele, e dobbiamo prenderli per forza separatamente perché si formerà un ventaglio di discendenti, specialmente dal primo. Ecco, infatti. Il primogenito, appunto, Bastiano, ha avuto 6 figli maschi, di cui Marco e Girolamo senza discendenza. Domenico ha avuto un unico figlio, Andrea, che però proseguirà la stirpe dei Bridotti. E poi vediamo dagli altri. Da Taddeo discendono i Bridotti di Colmat o del Porcal. Qui vediamo che appunto i Bridotti aumentano notevolmente in poco tempo. Però dobbiamo concentrarci sui Bortoi. Allora vediamo intanto da Zuanne discenderanno alcuni proprietari di mulini, e quindi li ricorderemo in seguito dopo parlando dei mulini. Però allora vediamo che Zuanne ha avuto Santo, cioè lui ha sposato Domenica Tonet, poi Santo ha sposato Lucrezia della Libera di Bernardino di Olarigo, e a sua volta Zuanne e Bernardini figli, e poi ritroveremo questi nomi, li ritroveremo parlando dei mulini, appunto. Da Pietro invece discenderanno altri rami dei Bridotti.
E qui possiamo notare la presenza di molte mogli dell'Alpago, perché per esempio Rosa Rogarola, Angela Dalcol, Domenica Roffarè, Antonia Dalcol sono tutte di Alpago, e anche questa Angela Dal Borgo di Alpago. E poi una curiosità che c'è anche Giacomina, Suor Teresa. Suor Teresa è stata monaca nel monastero di Santa Mater Dei a Conegliano e è morta a 98 anni. Tra i Bridotti discendenti da Bastiano si sono formati i rami anche dei Colletto, Zucche, Scariz ed altri. Ma in questa ricerca dobbiamo concentrarci sui Bordoi e perciò dobbiamo prendere in considerazione la discendenza di Daniele Bridotto, il secondo figlio della Brigida. Eccolo qui. Intanto notiamo anche come i nomi si presentino di continuo, creandoci altra confusione nelle ricerche, e sono sempre gli stessi nomi che da una generazione all'altra vengono portati avanti e veramente a volte è quasi un caos. In questo caso comunque la discendenza è stata garantita da Bartolomeo, eccolo qui, Bortolo, personaggio, diciamo, il personaggio chiave della famiglia, e quindi dagli eredi del Quondam Bortolo. Quondam sta per fu, se magari lo dico per non tutti magari usano questo termine. Bortolo è morto nel 1725 e appunto i suoi eredi saranno comunque chiamati Bridotti. Solo verso la metà dell'Ottocento, cioè più di 100 anni dopo, nei documenti comparirà il termine Bortolo, e questo per la verità mi è sembrato piuttosto strano. Penso che questo ribadire dopo tanto tempo la discendenza dal Bortolo sia legata ad una rivendicazione di diritti, di eredità. Da notare anche che ci sono i Bridotti delle Peccole, eccoli qua. I Bridotti delle Peccole comunque sono sempre discendenti di Bortolo. C'è Iseppo, cioè Giuseppe, insomma, di Giuseppe, di Iseppo, si è spostato alle Peccole, che è il territorio di Revine, uscendo dalla Fraterna, perché funzionava così, c'erano queste, tutto andava avanti tramite fraterne. E suo figlio Giovanni ha avuto Maria, monaca nel convento di San Girolamo, Pietro, che è stato maestro elementare a Follina, e poi Antonio, che ha portato avanti la discendenza. Però c'è anche suo fratello Antonio, che ha avuto Giuseppe e Antonio, e poi li ricorderemo parlando dei Molini. Comunque direi che i nomi sembrano un vero scioglilingua. Antonio, Giuseppe, Antonio è tutto un... Io lo paragono a uno scioglilingua. E questo personaggio è Antonio, che è importante. Infatti ecco gli ultimi discendenti da Antonio Bridotto, che praticamente, se io direi questo, che i Bortoli sono non tanto i successori di Bortoli, ma proprio i suoi eredi, quelli che hanno gestito i suoi beni nelle varie fraterne succedutesi. Perché questo in realtà, che i Bortoli saranno questi. Il personaggio chiave appunto è stato Antonio, era chiamato Domino, quindi era un personaggio piuttosto importante e rispettato. Era un ricco possidente, ha avuto 2 mogli e 4 figli maschi e anche 3 femmine. Ha diviso equamente i suoi beni e nel suo testamento ha lasciato parte di eredità anche alle figlie, pur avendo già provveduto alle loro doti, cosa non affatto comune un tempo. Da lui si giunge a Giuseppe, questo è Antonio, ecco Giuseppe, tramite Giuseppe, Giovanni Battista Giuseppe. Giuseppe è il bisnonno dei Bortoli odierni, anche se tale termine, come pure tutti gli altri soprannomi della Giustina, non viene preso in considerazione ormai da tempo nei documenti, ma resta solamente un ricordo
direi affettuoso, di appartenenza ad un ceppo comune. Ora che abbiamo delineato la famiglia della Giustina e soprattutto visto i vari rami dei Bridotti, passiamo all'argomento dei mulini delle fosse, sul quale esistono notizie vaghe e non veritiere, con l'idea che l'attività sia da sempre solo appannaggio dei Bortoi. C'è anche parecchia confusione su quale sia il mulino vecchio e quello nuovo. In realtà la questione è piuttosto complicata. I documenti ci rivelano che il primo mulino costruito in loco è opera di Angelo Crucis da Oderzo, abitante a Venezia ed avvocato, il quale acquistò vari terreni a Longhere, Arebine e Tazzo verso la metà del Seicento, ma già vantava possessi per via di eredità. Nel 1669 Angelo Crucis presentò richiesta ai provveditori ai beni inculti di Venezia per ottenere l'investitura delle acque sorgive alle fosse, allo scopo di costruire in zona un mulino a copedello con una ruota. Egli citava picciole fontanelle che scorrono infruttuose per le campagne circonvicine. Il disegno allegato alla domanda di Angelo Crucis indica chiaramente il luogo in cui egli intendeva costruire il mulino, nel suo terreno. Eccolo qui, e dice che il terreno era del supplicante. Questa è l'abitazione che in realtà è proprio dove abitava mia nonna, insomma, nella corte di cui parlavo prima. E questo invece è il terreno dei Bridotti. Questo è del supplicante e qui è del supplicante di Angelo Crucis. Praticamente direi che si può affermare comunque con sicurezza che il primo mulino fu costruito proprio lì ed ora risulta del tutto scomparso. I provveditori ai beni inculti, dopo il dovuto iter burocratico, risposero favorevolmente nel maggio 1674, anno in cui fu appunto costruito il primo mulino. Nel 1688 i cugini Bridotti, i figli di Bastian e Daniel, tutti in fraterna, tutti insieme, acquistarono da Angelo Crucis il mulino in questione e la necessaria relativa investitura delle acque. Il prezzo concordato era di ducati 1000, di cui 600 subito in contanti, 300 con permuta di terra confinante con un'altra dei Crucis a Magnader. I rimanenti ducati 100 dovevano rimanere come livello infrancabile, legati in perpetuo allo stesso mulino, pagando la cifra di 6 ducati annui al Crucis per tutta la sua vita e in seguito ducati 5 ai suoi eredi, con onoranze di 2 capretti all'anno. In pratica il Crucis si è spostato dalle fosse verso le ville nella zona del Magnader. Nel documento di compravendita viene precisato che sulla porta del mulino esisteva un'iscrizione che non doveva essere mai levata e in caso di spostamento del mulino in altro luogo essa non poteva essere più usata. Ritengo interessante questo riferimento ad un ipotetico spostamento del mulino. Come abbiamo visto, i cugini in fraterna erano molti, 6 erano figli di Bastian e 3 figli di Daniel, e sicuramente non doveva essere facile gestire i beni, che erano veramente tanti, in armonia senza che si creassero tensioni. Giovanni, o Giovanni come vogliamo chiamarlo, si divise per primo, restando comunque in qualche modo creditore riguardo al mulino. Nel 1691 i cugini Bridotti elessero i loro arbitri perché volevano separarsi amichevolmente. Ricordiamo che erano ancora in fraterna Taddeo, Marco, Domenico, Gerolamo e Pietro de Quondam Bastian e Pellegrino, Bortolomeo e Francesco Quondam Daniel. La divisione doveva farsi per metà, cioè per stirpe, per quanto riguardava i beni vecchi, mentre i beni nuovi per capita, cioè secondo il numero di persone, e cioè dividendo per 8. Ma naturalmente ciò non trovava tutti d'accordo e lungi da venire a conclusione, le questioni per la divisione dei beni si amplificarono, tanto che esiste un nutrito fascicolo di un processo formatosi dal 1692 al 1695 per cercare di mettere tutti d'accordo.
I beni da dividere erano molteplici, andavano considerate le doti, entrate ed uscite, i beni vecchi, i beni acquistati e nuovi, ma anche i crediti, gli uffici del mulino e le fabbriche nuove in loco detto al mulino e le fabbriche nuove in loco detto al mulino vecchio. Soprattutto non c'era accordo sulla divisione per capi, che di solito veniva adottata nel mondo contadino, nel quale contava molto l'industria, viene detto, cioè la fatica e il sudore di quanti prestavano la loro opera. Comunque, chiaramente i mulini di cui si parla nel documento sono due. Il mulino vecchio, che è quello di Angelo Crucis, che sembra però ormai in disuso. Infatti si parla di una casa murata con copi dove era il mulino vecchio, ed il mulino vero e proprio quindi è stato costruito dalla fraterna. Questo mulino doveva rimanere indiviso in fraterna comune per l'avvenire, con annessi e connessi, tutti insieme per capita, per 8, 5 da una parte e 3 dall'altra. Erano tenuti a partecipare alle opere di mantenimento della stua et ruoia affinché non derivasse alcun danno. Marco pretendeva anche di essere rimborsato della sua amministrazione per 8 anni, avendo egli fatto acquisti fra case e terreni per circa 2000 ducati, quindi parliamo di un capitale veramente enorme. Nei documenti si vede chiaramente che si era creata discordia accesa tra i Quondam Bastian e i Quondam Daniel. Nel 1694 si cercò nuovamente di fare le divisioni, ma ancora non si giunse ad un accordo. Mentre i Quondam Bastian ovviamente preferivano la divisione per capi, i Quondam Daniel infatti chiedevano che fosse applicata la divisione per stirpe, come avevano fatto in passato i padri, senza nessuna domanda né di industria né di capitali. Loro dicevano, se i Quondam Bastian chiedevano industria, loro invece chiedevano i frutti dei maggiori capitali portati in fraterna. Il 10 maggio 1695 fu letta la sentenza. Per quanto concerneva il mulino, si stabiliva che fosse diviso per stirpe, cioè metà a ciascuna parte, con obbligo di aiutare a mantenere la stua e altro e fare l'abitazione per il munaro. Tutti gli utili e gli obblighi divisi per metà. Così si giunse finalmente a una soluzione. In pratica, però, non è ancora chiaro chi divenne possessore del mulino. I documenti attestano comunque che nel 1718 esso era proprietà di Santo Quondam Zuanne, quindi ramo di Giovanni, che ho detto prima che era interessato ai mulini, e anche in seguito appartenne per lungo tempo a questo ramo dei Bridotti. Nel 1781, quindi è passato un bel po' di tempo, i consorti della Giustina, nello specifico si trattava di Zuanne, già abitante a Serravalle, e Bernardin, fratelli Quondam Santo, quindi sempre nel ramo di Zuanne Bridot, e Antonio Quondam Pellegrin, Giacomo Quondam Antonio e Giovatta Quondam Bortolo, cioè la fraterna dei discendenti del Bortolo, tutti insieme, quindi discendenti del Zuanne, discendenti del Bortolo, tutti insieme chiesero ed ottennero il traslato del possesso del mulino, che a Venezia risultava ancora a nome di Angelo Crucis, e il permesso di costruirne uno nuovo più a valle. Furono presentati ai provveditori e beni inculti 2 disegni nel giro di pochi mesi, segno che ci poteva essere qualche dato controverso, ma alla fine il permesso fu concesso e ne beneficiarono i discendenti del Quondam Bortolo, che nel 1783 pagarono ai cugini la cifra di circa 2670 lire e costruirono il nuovo mulino, che è quello in fondo alla campagna. Mantennero comunque parte di diritto sul mulino principale, cioè il gius di macinare tutti i giorni di sabato. Poco dopo, nell'agosto 1784, i discendenti di Zuanne acquistarono il mulino della Croda sul Neschio. Quindi il denaro
è stato messo a frutto il denaro ricevuto preso dai discendenti del Bortolo. Ritengo interessante osservare con attenzione i due disegni presentati dai consorti della Giustina, perché solo nel primo si fa riferimento all'esistenza di un vecchio mulino, che è nel luogo di costruzione del Pucis, ecco qui. Poi dice poi edificato nell'attuale sito, mentre nel secondo disegno ciò viene omesso. Evidentemente lo spostamento del mulino poteva creare qualche difficoltà nella concessione. Infatti qui dice G, sito in cui anticamente eravi un mulino, poscia eretto in C, infatti il mulino che noi conosciamo è qui, e qui non c'è più niente adesso, e questo era il mulino costruito da Angelo Pucis. Questo è l'altro disegno, e qui non si vede più che c'era il mulino di Angelo Pucis, c'era soltanto il mulino che conosciamo, e qui chiedono di costruire il mulino nuovo più a valle. Come si evince dai disegni, infatti, il mulino nuovo, chiamiamolo a valle, necessitava di un canale che attraversava la campagna, eccolo qua, per far girare la ruota, e fu fatta anche una roggia ancora ben visibile. Questo mulino fu sempre esclusiva proprietà dei Quondam-Bortolo, diciamo pure dei Bortoi. Forse proprio per questo viene detto il mulino vecchio. Sarebbe meglio dire il mulino vecchio dei Bortoi, perché in realtà appunto i Bortoi vennero in possesso solo successivamente del mulino principale, e questo era il loro vecchio mulino, che però è nuovo volendo perché è successivo a questo. Quindi dal 1783 alle Fosse esistevano già i due mulini che conosciamo, ma con due proprietari diversi, e i documenti ci svelano l'immediato insorgere di qualche divergenza, dal momento che i due mulini erano collegati tra loro e abbisognavano della stessa stua. Infatti Zuanne e Bernardin, discendenti di Zuanne, pretendevano di poter stuare e raccogliere in qualunque loro occorrenza l'acqua che deve servire agli predetti due mulini, e senza dare alcun preavviso. Forse anche memori delle antiche e dispendiose liti dei loro antenati, le due parti si accordarono a scanso di spese o litigi pro bono pacis, e tra le altre cose si stabilì che i fratelli, un Quondam Santo, potevano stuare solo in caso di siccità e sempre alle ore 2 di notte, senza debito di avviso. La parola stuare ci permette di capire che il termine stua, col quale noi intendiamo l'invaso, in realtà si riferisce allo sbarramento apribile che blocca l'acqua. Nel 1789 ci furono le divisioni della fraterna del momento dei Quondam-Bortolo, ed il mulino nuovo rimase ad Antonio. Il diritto che insieme avevano di macinare nel mulino vecchio restava pro indiviso, cioè tutti i giorni di sabato, quali dovevano andare a turno. A sua volta nel 1805 Antonio intestò il mulino con una ruota a copedello e con casa serviente per il monaro, sempre quello nella campagna, lo intestò ai 3 figli con 6 dimoranti, Pellegrin, Francesco e Giuseppe, insieme, sempre fraterna. Anche gli altri bridotti, Zuanne e Bernardino Quondam Santo, quindi discendenti di Zuanne, nel 1801 si divisero. Il primo, Zuanne, era abitante a Serravalle, tenne il mulino della Croda, sul Meschio, mentre il secondo, Bernardino, viveva a Longhere, tenne il mulino principale delle Fosse, sempre con il gius che tiene l'altra famiglia Bridotti di macinare cada un sabato della settimana. E arriviamo così al 1843, quando della Giustina Bernardo fu Giacomo come proprietario e Augusta Vitz, vedova di Giovanni, fu Bernardo come usufruttuaria. Praticamente si parla del Quondam Zuanne.
vendettero, quelli che avevano appunto il mulino principale a Longhere, vendettero a Giuseppe ed Antonio di Antonio della Giustina dalle Peccole circa 10 campi con casa e mulino in Longhere per lire venete 30.000. In seguito i primi, quelli del ramo Zuanne, si sposteranno alla Sega, che quindi sempre i mulini, cioè hanno preso lire venete 30.000 e avranno messe a buon frutto spostandosi ai mulini alla Sega. Quindi vediamo che furono i Bridotti delle Peccole in realtà i nuovi proprietari. I Bortoi al momento avevano ancora solo il mulino piccolo, ma poco tempo dopo si accorderanno tra loro. Il possesso del mulino infatti è stato molto spesso legato a vertenze e nel 1875 alcuni abitanti di Longhere, Trementina, Forcalle e Vizza reclamarono e contestarono alla ditta Antonio della Giustina fu Giuseppe, ma in realtà troviamo uniti anche Francesco e Daniele che in pratica erano Bortoi, e poi c'era Antonio abitante a Revine, quindi delle Peccole, erano quindi insieme in quel momento proprietari. Le accuse erano di trattenere le acque delle sorgenti del Sora e di essere la causa della loro scarsità di acqua. Addirittura si parlò di far otturare la stua come opera abusiva e la ditta dovette presentare copia dell'atto di investitura, ma alla fine fu stabilito che le opere erano necessarie al funzionamento del mulino e non danneggiavano il vicinato e la scarsità d'acqua era dovuta a dispersione nel letto del Sora. Infine l'intera proprietà dei mulini venne nelle mani di Giuseppe, che è il bisnonno dei vari Bortoi qui presenti. Ecco, questo è Giuseppe e questo è il mulino come era un tempo. Per queste foto ringrazio mio cugino Vittorio Ianna. Il mulino, che possiamo ora proprio chiamare dei Bortoi, ha smesso di lavorare alla fine della seconda guerra mondiale. L'area del mulino piccolo invece è stata utilizzata da Giordano della Giustina, sempre dei Bortoi, per farne un allevamento di trote ed ora è completamente in abbandono nella campagna. Il signor Mauro della Giustina, che ringrazio per la sua disponibilità e collaborazione, anche lui è dei Bortoi, è il presente proprietario dell'abitazione con il mulino e conserva, oltre alla ruota che ormai è ferma, anche due antiche macine datate 1888 e 1914. Infine ringrazio il generale degli Alpini Renato Genovese per avermi prestato la carta geografica del 1932, Istituto Geografico Militare 1 a 25.000, dalla quale ho ritagliato questo file in cui si vedono la stua, eccola qui, i due mulini, 1 e 1 2, la strada che manca ancora, vedete, quella rettificata che siamo abituati adesso a vedere noi. E qui si vedono anche gli antichi percorsi che passavano per le fosse. Ecco questo, ma addirittura appunto questa è la strada che facevo io praticamente per andare da mia nonna, eccola qua. E sono molto interessanti, ecco. Per ora adesso concludo con qualche foto delle fosse, per le quali ringrazio il signor Luciano della Giustina. Questo è il mulino, quello in fondo alla campagna, che viene detto il vecchio dei Bortoi, che in realtà è il mulino nuovo per me. Ecco, questa è la roggia, adesso ormai appunto non è più usato da nessuno, mi risulta. Queste sono le fosse, ne sono attualmente, e questa è l'abitazione con all'interno il mulino. Questa è la ruota, questa è la stua com'è adesso, però il signor Luciano ha fatto un artefatto, ecco qui, l'ha riempita d'acqua e questa era la stua com'era un tempo. Questo è anche il canale che scende sempre con l'acqua finta, ecco.
E questa è la corte lastricata di cui parlavo prima, dove appunto abitava mia nonna, che adesso qui è trasformata. Prima le case erano tutte così e anzi erano molto affrescate, erano bellissime. E qui è dal lato esterno, questo è uno degli archi per cui si entra. Questo era il percorso antico, il vecchio antico percorso che permetteva di arrivare alle fosse. E praticamente qui, secondo me, sono convinta, era qui il mulino di Angelo Crucis, in questa zona, secondo la pianta del disegno che abbiamo visto. Ecco, io ringrazio tutti per